passeranno di qualche grado. E per questa edizione è tutto. Per maggiori informazioni vi invitiamo a scaricare la nostra app gratuita Trebi Meteo. L'economia e la finanza su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Ogni giovedì con me Fabrizio Valenza e col professor Marco Cassinis. Ben trovato professore. Buongiorno Fabrizio, buongiorno agli ascoltatori. Esperto economista e docente universitario. Quest'oggi iniziamo, io direi, come dire, con dei fuochi d'artificio in qualche modo. E invece no. Intanto dobbiamo essere seri per un po', mi pare giusto. Sì. Come mai le campane a morto, professore? Ma allora, il primo discorso è quello serio, nel senso che è mancato proprio l'altro giorno un banchiere d'affari, Guido Roberto Vitale, della Vitale & Co., persona molto capace, di quelle che ha creato in Italia la banca d'affari. Quindi se pensiamo alla Liguria, tra le altre cose, ha seguito operazioni come la vendita di Costa Crociere, la quotazione di Ansaldo STS, quindi persona di grande capacità tecnico-analitica, filosofica da un altro punto di vista, di grande etica, che ha fatto crescere tutto un gruppo di banchieri che sono impegnati su tutti i più importanti dossier nazionali e internazionali di ristrutturazioni finanziarie, di quotazioni, eccetera. Quindi persona di grande valore, una perdita per l'Italia. Spero che le brutte notizie si fermino qui, non ce ne siano altre. Allora, questa è una notizia triste nel senso più serio del termine, ne abbiamo di tristi quasi cabarettistiche, nel senso piuttosto serie, sì, per quello che riguarda il nostro andamento economico, nel senso che già qualche giorno fa le stime sul PIL della Banca d'Italia secondo trimestre in recessione, quindi tecnicamente recessione, stime sulla crescita del 2019 abbassate a 0,6-0,7, mentre per la manovra bisognerebbe arrivare a 1 per poter disinnescare alcune clausole. Più 0,6 sì, basterà come brutta notizia. Ci poteva stare? No, ovviamente non c'è mai fine al peggio, nel senso che anche l'ufficio parlamentare del nostro Parlamento ha abbassato a 0,4 per il 2019, 0,8 per il 2020, tenendo conto poi appunto quelle che lei citava, le clausole di salvaguardia, quindi IVA eccetera, che impatteranno per uno 0,2. Ma il peggio ancora arriverà, perché la Commissione europea invece sembra che ci proponga uno 0,2. Quindi non lo so. Secondo lei dove sta la verità? Comunque dove sta l'opzione io più credo che le opzioni siano tutte reali e quelle tendenti sempre al peggio, nel senso che l'Italia andava già non bene di suo, però avevamo un ciclo positivo ormai da mesi. Negli ultimi tempi l'impatto governativo ha pesato non poco, la manovra non ne parliamo dal mio punto di vista più tecnico-economico, le tensioni internazionali, Stati Uniti, Cina, URSS eccetera, stanno pesando tanto, dazi, è tutto un rallentamento del commercio, anche la stessa Germania ha stime di crescita dimezzate, solo che magari partiva da 1,7 1,8 e è un effetto domino che poi pesa anche sui paesi più deboli. Sì, e noi non siamo nel paese più forte. Infatti, ormai lei sta capendo le regole che mi serve ci sono molto in questo settore. Questo spazio di economia e finanza su Babboleo News mi serve molto per capire un po' le regole del gioco. Sentiamo come la pensa Antonio Tajani, presidente di Parlamento Europeo, Forza Italia. Era tutto previsto, una manovra economica come quella voluta dal governo italiano non poteva che far precipitare il paese nella recessione, con una situazione economica generale che non è brillante ma che comunque vede l'Italia in coda alle classifiche della crescita. Bisogna intervenire immediatamente, un'azione a favore della crescita. Servono infrastrutture, serve abbattere la pressione fiscale, serve aiutare le imprese. E dall'altra parte, più a sinistra, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali. Il paese è in recessione e le stime di crescita vengono ridotte drammaticamente ogni giorno. L'ultima è quella della previsione della Commissione europea che taglia allo 0,2 il PIL per il 2019, altro che l'1,2. Di fronte a questo
non c'è una reazione del governo, c'è solo un grande stato di confusione. Litigano su tutto, sulla TAV che noi in modo chiaro proponiamo di cancellare, litigano sull'autorizzazione a procedere a Salvini che noi vorremmo fosse data. In ogni caso non c'è trasparenza, c'è solo una grande confusione. La medicina sembra essere un po' per tutti investire sulle infrastrutture, per esempio. Beh, circa, ovvero diciamo che a fronte dei dati servono investimenti in ogni settore. Vanno valutate bene le cose. È ovvio che quello che suggerisce Tajani è un senso ampio di investimenti, già fra Tajani la butta molto più in politica e quindi schieramento estrema sinistra va a dire no TAV, e questo è un po' il lato dei 5 Stelle. Vediamo un attimo però cosa vuol dire investire in infrastrutture. È dal 2011 che lavoriamo a questo, perché vede, la Toscana è una regione che si basa sulla manifattura e sull'export, si basa sulla ricerca con i suoi centri universitari di ricerca, si basa sul turismo e ha bisogno di essere connessa con il mondo. Si parla di investimenti, per esempio, in infrastrutture aeroportuali. Sì. La voce che avete sentito è quella di Enrico Rossi, presidente della regione Toscana. Abbiamo anche un parere più locale che è arrivato. Mi scusi, in sé quello che dice Rossi per la Toscana è un po' comparabile su quello che potrebbe essere Genova e la Liguria come ricetta. Turismo, infrastrutture, sviluppo, collegamenti, eccetera. Quindi il passaggio successivo è quello che suggeriva lei di Musso. Certo, Enrico Musso, intervistato da Matteo Agnoletto nel programma Tutta la Liguria ne parla, ogni mercoledì qui su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Sentiamolo. Da studioso dei trasporti e dell'economia le dico che abbiamo tonnellate di evidenze che nel medio-lungo periodo la relazione fra l'infrastrutturazione adeguata di un territorio e la sua crescita economica è incontrovertibile, e questo va al di là di qualunque analisi costi-benefici che necessariamente, come è noto, è limitata nelle considerazioni sugli impatti futuri che può prendere in considerazione. Dopodiché, se vogliamo allargare il discorso a livello filosofico e dire le infrastrutture non fanno la felicità, siamo d'accordo, ecco, però diciamo che vi posso dire quello che fanno le infrastrutture e a cui rinunceremo se rinunciamo ad esse. Un estratto da Tutta la Liguria ne parla, programma che va in onda ogni mercoledì. Certo, concordo pienamente con quello che dice il professor Musso. Da economista ragiona, gli investimenti portano a determinati risultati, è ovvio che magari ci piacerebbe di più una collina verde rispetto a un ponte, però il ponte forse porta anche dell'altro. Anche qui le opinioni della politica. Lara Comi di Forza Italia. Ma perché il dossier deve andare prima ai francesi piuttosto che agli italiani per sapere il destino di un'infrastruttura che è utilissima all'Italia? Bella domanda, però io ho una risposta. Io sto con l'Italia, io sto con gli italiani e gli italiani che vogliono lavorare, produrre e vedere il loro paese crescere. Enrico Borghi invece del Partito Democratico. Guardi, siamo passati da prima agli italiani a prima ai francesi, è veramente incredibile. Un documento farlocco di cui nessuno conosce i contenuti, che viene portato ad un governo estero senza che Parlamento e governo siano stati investiti. È una dimostrazione incredibile di come ci sia il dilettantismo alla guida del paese in un settore strategico come quello delle infrastrutture. Un po' di commenti bipartisan su questo. Sì, diciamo che Forza Italia e PD convergono in questo caso. Mi pare che le mosse del governo facciano convergere molti, poi con soluzioni diverse, ma la convergenza c'è. Qui la polemica si è innescata perché il ministro Toninelli ha presentato la relazione tecnica sulla TAV prima ai francesi che al proprio governo o al proprio Parlamento. Anzi, prima francesi, poi Unione Europea, perché ha detto Toninelli sono i partner, il progetto con un partner francese, un progetto europeo, e quindi l'iter corretto è questo. Diciamo che è tutta una questione, secondo me, pessimamente gestita. E poi ci sono gli investimenti in tecnologia, se ne è parlato. Sì, avevamo già accennato un po' di mesi fa della gara per il 5G, un incasso molto interessante per quello che è stato il governo, una ciambella di salvataggio come soldi che entrano in cassa. A Genova proprio l'altro giorno c'è stata la presentazione del progetto 5G con
con Ericsson, Fastweb e il comune di Genova, con delle ricadute piuttosto interessanti. E questo è il sindaco di Genova. Beh, questo è sempre quello che vogliamo, essere al centro del mondo, che vuol dire soprattutto avere un grande posto, un bel posto con grande qualità di vita e geograficamente fortunato perché consente l'accesso all'Europa dalla parte sud, strategico quindi, ma soprattutto collegato con le grandi tecnologie. La tecnologia, come sapete, abbiamo sempre detto che non è un fine ma un mezzo. Noi non lavoriamo con la tecnologia per ottenere la tecnologia da sé, lavoriamo con la tecnologia perché ci serve per ottenere i nostri risultati, che sono quello di avere un posto dove cittadini, turisti e imprese possono raggiungere i loro obiettivi meglio che in qualunque altro posto. Al centro del mondo dal punto di vista logistico, recuperando anche tutta la zona, la Valpolcevera, eccetera, ma anche sotto il profilo digitale. Beh, questo è un po' uno dei concetti richiamati grandemente dai 5 Stelle con le autostrade informatiche. Comunque una piattaforma tecnologica supportata dal 5G è importante, permette tramite anche la ricerca, qui c'è il Parco degli Erzelli che porta avanti tutta una serie di discorsi, permetterà magari di lavorare sul concetto di smart city, l'accensione che so in automatico dei lampioni, piuttosto che il controllo ai varchi dei turisti, la sicurezza nel controllo di certe zone, insomma tutta carne buona per lavorare sulla ricerca, su applicazioni e potenzialmente esportare anche questo tipo di attività. Tra l'altro, se il nostro comune sta investendo anche per attrarre imprese e imprenditori, tutte cose utili per chi deve lavorare nelle città del domani. L'economia e la finanza ogni giovedì su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Pensate un po', tra poco torniamo per parlare adesso un minuto di notizie che arrivano appunto dalla Liguria, per poi tornare a parlare dell'economia che ruota intorno a San Valentino. La freschezza è sotto costo all'Ipercoop. Fino al 10 febbraio trovi tanti prodotti freschissimi in offerta sotto costo. Un esempio: orata allevata scontata del 50% a 4,99 € al chilo. Promozione valida in tutti gli ipermercati di Coop Liguria. Siamo all'asta, oltre i saldi c'è di più. Scusate ragazzi, oltre agli sconti, cosa avete trovato qui all'asta? È un arredatore esperto che ha progettato tutta la nostra casa senza farci spendere un euro in più. Ah, e poi 10 anni di assistenza garantita. Avete capito? Siamo all'asta, oltre i saldi c'è di più. All'asta del mobile i saldi sono tutta un'altra musica. Alla Fiera di Genova, dal 15 al 18 febbraio, Arte Genova. Mostra mercato d'arte moderna e contemporanea. Da Warhol a Burri, Cristò, De Chirico, Fontana, Morandi. Arte Genova, 15-18 febbraio, alla Fiera di Genova. www.artegenova.com. Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Questa mattina a Ferragna, nella zona di Cairo Montenotte, un'auto è finita fuori strada finendo tra due alberi nei pressi del passaggio a livello. Alla guida una signora anziana rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. L'operazione è ancora in corso. Dalle prime ore di oggi i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno dato esecuzione a 10 ordinanze di custodia cautelare in varie zone d'Italia settentrionale nei confronti di persone accusate di truffa e riciclaggio, oltre che di contraffazione di documenti assegni. L'inchiesta era nata dalla denuncia di una serie di raggiri legati alla compravendita di auto di lusso. Oggi pomeriggio il via ai primi tagli. Nella giornata di domani verranno smontati 36 metri di impalcato del Moncone Ovest del Morandi. Per compiere l'operazione ci vorranno 7 ore e mezza. Verranno utilizzati gli Strangex, martinetti idraulici in grado di spostare imponenti strutture. Vennero impiegati ad esempio per la rotazione del relitto della Concordia nel settembre del 2013. Le prime gambe sommerse del nuovo ponte sul Polcevera, le fondazioni che poggeranno sulla roccia a grande profondità, saranno invece gettate quando ancora la demolizione sarà in corso. Parliamo di inizio aprile, mentre per vedere svettare la prima delle massicce pile in calcestruzzo di forma ellittica servirà aspettare la fine di giugno. L'economia e la finanza ogni giovedì su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Con me Fabrizio Valenza e con il professor Marco Cassinis qua vicino a me. Parliamo di commercio.
Ma sì, a proposito di investimenti, il discorso del commercio, c'era sempre in ballo questo discorso, tra l'altro sulle aperture domenicali, festivi o cosa, che divide i lavoratori probabilmente dalle imprese. Non sappiamo, i clienti invece probabilmente sono un po' in mezzo. Sì, infatti, si i nostri abitueranno, si ascoltatori adatteranno. sono bipartisan. Sì, le imprese distributive dicono che a fronte di un progetto totalmente negativo, forse siamo a metà strada, cioè 26 domeniche aperte su 52, 4 extra festivi su 12 ci può stare, si vedrà, si paventano migliaia di posti di lavoro a rischio, secondo me c'è un po' di tutto da vedere. Diciamo che forse nessuno è contento, ma hanno un po' parato il colpo. Lo scopriremo. Nel frattempo arriva San Valentino. C'è San Valentino, ecco, sempre commercio è una cosa un po' più piccola rispetto al discorso, la galoppata che si fa a fine anno verso il Natale, la ripresina con i saldi è una festa minore, ma sono tutte iniziative che fanno girare il commercio. Il quesito che io mi sono posto è se sono solo gli uomini che pensano a San Valentino per le signore, per le donne. Sono gli adulti, ci sono anche i ragazzi, si usa ancora regalare, andare la cena, il gioiello, l'intimo, sono sempre queste cose. La crisi impatta, ce lo dicono due nostre amiche. Esatto, siamo scesi sul territorio e quindi ascoltiamo l'opinione di Manuela Carena, che è della Corsetteria Bottino, e poi a seguire Ilaria Natoli di Natoli Gioielleria. Si festeggia ancora San Valentino, ma noi della Corsetteria Bottino pensiamo di sì. In realtà è tangibile il fatto che in questo periodo cominci ad esserci in negozio un via vai maggiore di signori uomini attirati da chiaramente vetrine ad hoc, vetrine dedicate e comunicazioni sui social targetizzate anche su di loro. Che ci sia nell'aria questo evento, basta accendere la TV, ci sono spot tutti i momenti che parlano di San Valentino. Per quanto ci riguarda, l'intimo è uno dei regali per eccellenza proprio adatti a San Valentino, un regalo che viene sempre molto apprezzato da entrambi, no? Da chi lo fa e da chi lo riceve. Noi abbiamo un pubblico più che altro di adulti, forse è un regalo che si apprezza più, no, da grandi. I giovani forse hanno altre priorità, però di sicuro è un momento dell'anno che può essere significativo. Chiaramente l'azienda deve puntare se decide di farlo, su questo tema, con nel nostro caso appunto vetrine dedicate molto impattanti, comunicazione ad hoc. Noi come azienda da qualche anno che lo facciamo, i risultati si vedono sicuramente. È un momento che comunque dove ci si scambiano sentimenti, dove si condividono sentimenti positivi, l'amore, la passione. Se serve a rimarcare un sentimento che c'è tutto l'anno, è sicuramente molto bello e vale sicuramente ancora la pena di festeggiarlo con un bel regalo, perché no, di corsetteria e intimo di lusso. Manuela Carena, Corsetteria Bottino, e poi Ilaria Natoli, appunto, della Gioielleria Natoli. Il San Valentino sembra non sentire la crisi, forse perché non è la festa del grande regalo, ma di un piccolo pensiero ad alto contenuto simbolico. È la festa soprattutto di un pubblico giovane. Non è una festa a lunga durata dove il lavoro aumenta per molti giorni, ma possiamo registrare un picco di vendite il giorno stesso e nei giorni appena precedenti, quindi tutti rassicurati, il romanticismo non passa di moda, almeno in gioielleria. Ecco, secondo Ilaria Natoli anche, il target è molto più spostato sui giovani. Siamo salvi, professore. Sì, credo, sempre di uomini si parla, quindi è il maschio che è pronto su questo tema, sì, l'adulto, se così ci riferiscono correttamente, va più sull'intimo, mentre il giovane, il ragazzo, si sposta più sul pensierino del gioiello. Insomma, ce n'è per tutti. Certo. Allora, passiamo invece alla nautica, giusto? Sì, nel senso che parlavamo di investimenti, avevamo accennato la presenza
dell'impresa italiana al BUT a Düsseldorf, questo salone nautico in Germania. È andato tutto piuttosto bene, 138 imprese partecipanti come avevamo detto. Da segnalare che il mercato tedesco comunque assorbe, è il nostro quinto mercato in quanto a export di settore, quindi una fiera e una localizzazione importante, con una crescita dal 2016 al 2017 più che raddoppiata in quanto a vendite. Quindi insomma, cosa importante, certo. Adesso ci saranno le prossime tappe, il primo salone Dubai, altro mercato molto interessante, soprattutto maxi yacht in questo caso. Il tutto esaurito per l'edizione del salone nautico qui a Genova c'è praticamente già dall'edizione chiusa, quindi anticipano a breve l'apertura delle iscrizioni. Credo che se tutto va come si deve avremo un altro grande successo per Genova, per l'industria nautica cantieristica italiana. Grazie dei fiori. E poi c'è il Festival di Sanremo. Festival di Sanremo, questa puntata tanta genovesità. Festival di Sanremo in onda, è partito un po' così o poi un po' così, magari sono le discussioni mediatiche, numeri ascolti sempre importanti, un evento che riversa su questo territorio comunque denaro, investimenti, attenzioni. Mi chiedevo, e magari ne parleremo la prossima settimana, dove sono finiti i fiori, nel senso il grazie dei fiori è un conto, l'apertura con il mazzo di fiori dato da Baglioni appunto alla sua responsabile Rai, ma io sono cresciuto che il palco era tempestato di fiori. Forse quest'anno un po' meno. Ecco, mi piacerebbe indagare, settimana prossima ne parliamo, il mercato dei fiori che c'era in Liguria, dove è finito? Nel frattempo investimenti per il territorio Deloitte. Allora, Deloitte, l'incontro che c'è stato scorsa settimana molto interessante con delle proposte per il futuro, anche qui probabilmente riusciremo ad avere tutta una serie di spunti e riflessioni di cui accennare per far crescere questa nostra Genova, questa Liguria. Ho sentito tante cose interessanti dal mondo delle imprese, delle istituzioni. Abbiamo un intervento di Oscar Farinetti, patron di Italy. Quando ti dicono che è difficile, tu scappa via, non è vero. Quando ti dicono che è complicato, tu scappa via, non è vero. Quando ti dicono che è impossibile, tu scappa via, non è vero. Tutto è facile, tutto è possibile, tocca a te semplificare. Io di mestiere faccio imprenditore e noi imprenditori dobbiamo cercare soluzioni. Se c'è un problema e abbiamo un'ora di tempo, passiamo 5 minuti a lamentarci e 55 a cercare soluzioni. Vabbè. Era molto più bello passare mezz'ora a lamentarsi e mezz'ora a cercare soluzioni. Beh, diciamo molto che più gli ligure. italiani probabilmente potrebbero invertire 5 minuti per la soluzione e 55 a lamentarsi. È un po' la soluzione al reddito di cittadinanza per me. Comunque Farinetti, la lettura era di Eugenio Puddu, partner di Deloitte. Sì. È un intervento molto interessante di stimolo e sprone con i 10 punti che suggerivano come darsi una scossa, quindi come non sentirsi vecchi, come aver voglia di fare, cambiare, essere in movimento, innovare, darsi da fare. E settimana prossima approfondiremo ancora. Eccoci qua. Sui fiumi di parole che persistono. Certo, parliamo un attimo del reddito di cittadinanza. Sono anni che ci dicono che questa misura non si possa realizzare. Erano anni che durante le marce sul reddito di cittadinanza ci dicevano che non c'erano i soldi. In questi mesi, poco più di 7 mesi di governo, abbiamo trovato i soldi quando ci dicevano che non c'erano. Abbiamo scritto il decreto quando ci dicevano che mancavano le norme, mancavano le leggi che dovevano istituire il reddito di cittadinanza. E oggi facciamo un altro passo in avanti per smentire coloro che in questi anni e in questi mesi ci hanno detto che il reddito di cittadinanza è un'illusione, è una presa in giro per i cittadini italiani. Oggi è una giornata di grande orgoglio. Per me la voglio celebrare con una frase importante che è di Albert Einstein, che dice: tutti coloro che dicono che è impossibile dovrebbero lasciar stare chi ce la sta facendo. Si è scomodato pure Albert Einstein. Vedremo, secondo me ai posteri l'ardua sentenza. E vedete, mi fa arrabbiare innanzitutto il metodo, perché le cose, come io vi sto dicendo, non sono come ve le raccontano.
I soldi per dare 780 euro a persona a 6 milioni di italiani in condizioni di povertà o di difficoltà non ci sono, non sono stati banalmente stanziati, non potevano esserci, e quando la gente però se ne accorgerà saranno già passate le elezioni europee. Così la Meloni, Fratelli d'Italia, l'altra campana. Pone l'accento critica sul fatto che la manovra sia solo elettorale e non di politica economica. Visioni opposte. Credo che comunque ci fossero altre modalità per dare un incentivo alla crescita dei posti di lavoro. Siamo a Carige, non Banca solo a Carige. Abbiamo un minuto, professore. Sì, siamo di intervento corsa. Di Maio. Come hanno riportato numerosi organi di stampa, la banca ha accumulato perdite sui crediti per diversi miliardi di euro, dovuti tra questi, troviamo, un debito di circa 450 milioni per i finanziamenti erogati al gruppo Messina, 250 milioni concessi con estrema leggerezza, come ha sottolineato anche Banca Italia, al Parco degli Erzelli, una cittadella tecnologica fortemente voluta dalla politica ligure, realizzata solo a metà sulla collina di Cornigliano. 35 milioni di euro per il mutuo concesso al gruppo Acquamarcia di Francesco Bellavista Caltagirone. 20 milioni erogati al gruppo facente capo a Beatrice Cozzi Parodi. Prestiti o fidi in parte sanati ma che hanno causato sofferenze alla banca sono stati erogati per svariate decine di milioni di euro ad alcune società riconducibili al dottor Enrico Preziosi e per 20 milioni alla Prelios, società che faceva capo a Pirelli Re del gruppo Pirelli. Quindi il male arriva tutto da lì? Allora, ovvero già in Commissione Finanza alla Camera non sono passati gli emendamenti, l'unico che è passato è quello che dice teneteci aggiornati ogni 4 mesi sui grossi debitori eccetera, per tenere sotto controllo. Per me queste dovrebbero essere tutte cose normali in una situazione di valutazione anche governativa o di Banca d'Italia. Quindi si tratta di capire se le cose dette da Di Maio sono corrette, sono strumentalizzazioni, quindi dei casi ci saranno, però ci andrei cauto. Di sicuro è inusuale esporsi in questo modo. Quando dice c'è un problema ma magari le situazioni sono state sanate, allora una situazione sanata non è un problema, ci sono altre situazioni che sono strutturali. Banca Carige, come tante altre, è messa male, magari Banca Intesa, che ha fatto quasi 4 miliardi di utili, è messa meglio. Se prendiamo il discorso degli Erzelli, da un lato è un'opera strategica in una zona che era, chiamiamola, sottosviluppata, e si tratta di investimenti in ricerca, tecnologie e posti di lavoro. È vero che c'è un costo, però cosa succede in queste grandi operazioni? È lì semmai che ci si deve porre il problema. Se ci si mettono 10, 12, 15 anni per avere le autorizzazioni, la vendita dei terreni è stata fatta solo quest'anno, Banca Carige ha valutato il progetto ma è la BCE poi che ha erogato, quindi non è che a livello europeo non sono attenti a valutare i progetti. Insomma, ci sono diversi modi di leggere la realtà e bisognerebbe avere. Io sarei un attimo la pazienza più di farlo accorto, con tutto. mi aspetterei un approccio più governativo su questi problemi. L'economia e la finanza su Babboleo News. Cosa succede in Liguria ogni giovedì? Grazie al professor Marco Cassinis e a giovedì prossimo. A presto, un saluto a tutti. Nuovi incentivi per chi vuole cambiare auto. Ci sarà un bonus,